stessi punti in classifica, 8 e 0 sconfitte per entrambe, un dato però potenzialmente soggetto a modifiche nel giro di un'ora per una tra Roma Calcio 8 e Cotton Club. Buonasera da Mattia Panini e benvenuti alla Stella Azzurra di Roma per la quinta giornata del campionato di Serie A. Innocenzi pronto a battere con le mani, a rimorchio per Cesar che la mette giù con il petto, potrebbe calciare, è una bordata sul primo palo. La rincorsa di Cichella che va direttamente in porta, deviazione, Zamperini la lascia lì, Paolì con il destro prova ad incrociare, palla che ondeggia sulla linea di porta, c'è un tocco con la testa da parte di Mirko Sestili che porta in vantaggio la Roma ma il gol è annullato. Ecco, arriva anche il giallo per Sestili, che adesso ha spazio per far salire il Cotton Club, pallone centrale per Blandino di prima, dentro per Fernetti che gira con il destro, non trova lo specchio della porta al 37, spazza l'area di rigore. Palla buona per Sestili al limite che non aggancia, palla che rimane lì per Ciccolini, il palo colpito dal numero 4. Ciccolini la mette giù, anticipato bene da Fernetti con il tacco, Cesar chiede troppo però questa volta al suo destro Ciccolini, finte del numero 4, palla che filtra per Feola che la piazza e porta in vantaggio la Roma Calcio 8 1-0. Club recupera Zamperini, la smissa al centro con il petto per Fernetti, di prima Nolano sbaglia perché c'è il recupero di Luca Cichella attaccato ancora da Zamperini irregolarmente secondo i due direttori di gara. Due in barriera per Santarelli, la rincorsa da parte di Ciccolini, potente! E trova l'angolo giusto e fa 2-0. Ancora lancio lungo per Lefebvre che la mette giù bene, due palleggi, Lefebvre! Quasi un super gol del 23. Trova un corridoio centrale per Nolano, alza il pallone per Cesar che stacca di testa, rimane lì la palla, lo scavino da parte di Cesar, il palo rimane lì, Fernetti con la testa ancora traversa, Cesar tra le braccia di Goletti. Sponda su Seferi che passa, Seferi potrebbe scatenare la sua velocità, ottimo qui lavoro da parte di Innocenzi, palla che rimane lì, addosso a Feola, 3-0 della Roma. Alta la Roma Calcio 8, recupera bene Seferi, palla buona per Feola al limite, non c'è spazio per il tiro, le finte del numero 9 che si riappoggia ancora da Seferi, potrebbe calciare con il mancino, Seferi non lontanissimo dal palo, la battuta proprio al numero 8, va sul primo palo, arriva Fernetti che fa 3-1, accorcia il Cotton e si riporta in partita. Occhio a destra di Cichella, rincorsa di Rossi che va con il mancino, un miracolo di Santarelli. Stavolta andrà lui a battere questo calcio di punizione, la rincorsa di Cichella che va in porta ancora Santarelli a dirgli di no. Secondo il direttore di gara, ora Rossi può gestire il possesso dall'altra parte. Con il destro! Super gol da parte di Luca Cichella che probabilmente chiude la partita alla Stella Azzurra con la punta. Questo non si sa come l'abbia segnato. Chi passa su Lefebvre, non su Zamperini che la gioca proprio per Lefebvre. Potrebbe calciare Zamperini, si crea lo spazio con il sinistro una volta, con il sinistro una seconda volta sul fondo. In due sul numero 19 che passa su Tinazzi, non sul Zamperini. Messo a terra, calcio di punizione per la Roma. La rincorsa da parte di Ciccolini che va potente sul secondo palo, palla che rimane lì e il colpo di testa da parte di Mirko Sestili. Game over alla Stella Azzurra, 5-1 per la Roma. E arriva ora il triplice, fischio da parte del direttore di gara, una Roma bellissima, batte 5-1 il Cotton Club, vola 11 punti in classifica